けのたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなどよあんたなん好きだい好きすぎてどれだけ強いを避けても歪まない思い出がバカのたバカみたい本当バカであんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎナチなりさえが叶えましたなのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろ姿勢するはいい加減に待てとくもバカみたいダメだねダメよダメなのよあんたが好きで過ぎすぎてどれだけ強さけでも歪まない思い出がバカみたいほんまにろくな男やない揃によ指輪外しますざまみろせいせいするわなんなのよこの涙バカみたいBonsoir, bonsoir, bonsoir. No, abbiamo preso questa abitudine all'inizio alcune volte di cantare le sigle che utilizzo, quindi ogni tanto voi passate se potete all'inizio, sentite me e
in sottofondo Gianmarco che stoniamo e vi roviniamo tutte le canzoni della vostra infanzia, tranquillamente. Settimana prossima portiamo i puffi. Perché no? Allora, io faccio avviare subito persona. Poppy, disattiviamo la scheda, speriamo che non ci faccia attendere molto il quinto capitolo. Si spera. Settembre, gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi, se esce tra 5 mesi, sinceramente, inizio giugno con un po' di calore estiva non sarebbe male. Allora, vuoi collegarti alla rete? Assolutamente sì. Ricordiamo sempre ad Atlus se ci dà informazioni di Persona 6. Noi ci proviamo ogni volta, magari può darsi ci ascolto in qualche modo e darà qualche informazione. Esatto, bravo Medio. Sì. Vedo un attimino con quale vocina farla e poi la portiamo. Pollon. Fa Pollon? No, vabbè. Gianmarco non vuole cantare Pollon. Non vuole includere Pollon nella sua vita. No, non sono inclusivo di Pollon. Ah, sigla. Sì, tutta, Meteo. Tanto oramai con tutte le cazzate che sto facendo pure in live, oramai la mia credibilità già si è sputtanata, quindi a questo punto vado verso l'esagerare. Gianmarco pure ci dà sotto, quando cantiamo a volte. E lei balla. Allora, siamo tornati. Allora, carichiamo la partita. C'è la luce del bagno che è diventata tipo una discoteca. Sì. Stavo avendo un ictus. Allora, Gianmarco, ricapitoliamo la situazione. Ricapitoliamo un attimo. Allora, noi abbiamo sconfitto il professore. Sì. E si è... Professore Kamoshida, specifichiamo le cose. Oggi nei giorni precedenti è stato sconfitto il professor Kamoshida. Certo, il professor Kamoshida. Hai capito quello che ho fatto? Certo. Ti trovi? Ok, vabbè. Quindi, noi, Morgana ci ha un attimino spiegato che c'è questo palazzo cognitivo di tutti che sono i Memento e ci ha detto, oh, io voglio scendere in basso ma non riesco a scendere perché mi menano. Riusciremo noi a scendere, mentre comunque stiamo ancora cercando il secondo obiettivo, che sappiamo essere quell'anziano. E ci dobbiamo comportare come uno studente modello. Quello che siamo. Allora, noi possiamo uscire di sera adesso? No, possiamo andare nel quartiere. Allora, domani c'è la televendita, domani televendita. Allora, vediamo innanzitutto la pianta. Che questa ci fa prendere comunque un bel po' di punti. Ok. E allora a questo punto, ottimizzando, visto che con lo zietto non si può fare niente, non c'è neanche il cruciverba sul tavolo. Abbiamo una serie? Mi sembra che dovevamo cambiare il DVD. Vabbè, andiamo a vedere, tanto al massimo penso si può tornare indietro, no? Aspetta, già sto qua. No, Ah. Spettro già l'abbiamo guardata tutta. Ringraziamo sempre Reagan per la scelta. Reagan a pari! Sì, che se no non possiamo prendere un'altra serie. Già, perché abbiamo fatto il blocco di storia, quindi dobbiamo fare per forza qualcosa qui. A questo punto caffettino. Sì. Ci farmiamo gli oggetti per gli SP. Su 30 comunque SP a botta, quindi e ogni è volta gratis, no, ma ogni volta ce ne da 2, quindi conviene. Non è il Fantazio con la cucina gratis. No, vuoi troppo. Un punto in più per Re Fantazio. È uscito dopo.
un boom. Vabbè, lo zio, Persona 5 ormai si può dire che è uscito Allora. ogni anno. Sì, sì. Ogni anno, lo zio. Il fascino continua a salire, ma comunque siamo già a livello 2. Quindi mo adesso cosa succederà? Piano piano. Allora, innanzitutto ci devi far fare la televendita, perché noi comunque siamo sempre rispettosi verso le pratiche, verso il presidente, quindi noi la televendita la andiamo a fare. Allora, ottimo lavoro con quello stalker, quindi comunque possiamo prendere altre missioni secondarie da casi un pochettino minori, ma che comunque di persone che rompono i Dentro di coglioni. so che è stato. L'importante è che allora, quando fai delle minacce o dici delle cose, tu devi ben sapere dall'altro lato che persona c'è. Certo. Ti trovi? Ok. Persona ovviamente intendi l'evocazione, giusto? Sì, sì, persona intendo giustamente l'evocazione. Che se uno dall'altro lato è un evocatore di persona, Certo. e evoca il persona e poi vieni, capì? Poi c'è un problema. Mi piacerebbe discutere con te delle vostre prossime strategie. Vabbè. No, allora, Meteo, non siamo impazziti, è che è successa una cosa oggi che spiegherò a tutti nei prossimi giorni, settimane, sotto forma di storiella. Faccio fare 2 risate. Vi racconto la storia della buonanotte. Esatto. Anzi, vi raccontiamo perché c'è pure Gianmarco. Allora, comunque stiamo un attimino parlando pure con Mishima. Non so di cosa sta parlando comunque. Cosa? Lui. No, ma lui dice... Parla di attività speciali, io non so un No, cazzo. Tu sai qualcosa? noi siamo arrivati qua, stiamo andando a scuola, non stiamo facendo niente di particolare. Vabbè, fansite? Che cos'è? Che cos'è? Vabbè, ci sta. Simpatico. Ah, non sapevamo. Vabbè. Questo non si può sentire. Fantaladri non si può sentire. Noi abbiamo un gran bel nome. Ladri fantasma. No. Aspetta, noi eravamo I fantocci... i fantocci, una cosa del I fantoccini, una cosa del genere. Lo devo segnare da qualche parte, altrimenti me lo dimentico. Allora, ci serve che i ladri fantasmi siano visti dalla giusta prospettiva se vogliamo che diventino popolari, no? Certo. Quindi, ottimo lavoro, sembra roba tosta, è davvero necessario. Ottimo lavoro, Mishima, bravo. Bravo. Brutto E bastardo. sono 3 punti bonus. Tanto lui vuole effettivamente davvero aiutare. Fattucchieri, no, Meteo, non era fattucchieri. No, Meteo. Ma perché? Aspetta, che arrivano gli altri di sicuro se lo ricordano meglio. Va bene, sono misteriosi, va bene. No, ma noi non siamo noi, quindi perché come voi? Vuoi essere un pregiudicato? Va benissimo così. Sentiti libero. Ma lui continua a dire come se fossimo noi, va bene. Sembra figo. Ok, tanto ti facciamo complimenti così sale. Ah, forse dovevamo vedere. Vabbè, però già comunque No, di l'ho punti li fatto stiamo per tanto, prendendo. dai. Anche perché non è detto che siano per forza sempre 3 No, il vabbè, massimo, sì, quello quindi sì, quello sì. l'importante è prenderli. Mm. Vabbè. Sentiti libero. Tanto a noi non interessa, non siamo noi i No, ladri noi lo fantasma, ascoltiamo, quindi noi lo ascoltiamo e vabbè, basta. vabbè. Perché siamo amici. Ci chiedi qualcosa, l'ascoltiamo. Siamo persone per bene noi. Ok. Mishima sembra motivato. Quindi, giustamente abbiamo sbloccato un nuovo arcano che sale a livello 2. Ora Mishima ti fornirà informazioni sugli obiettivi nei memento. Dopo aver innescato un risveglio del cuore in un obiettivo, incontrare Mishima rafforzerà la vostra fiducia reciproca, facendo sì che lui ti fornisca più informazioni sui nuovi obiettivi. Forniscici quello che vuoi. Ora però ci dovete far vedere la televendita, perché sennò Se ci no, arrabbiamo. non No, può ci arrabbiamo un attimo. Si crea un brutto precedente poi, la zia. Allora,
ci vediamo. Ciao Mishima. Dici Mishima, che è successo? Ah, ci sono degli Ether. Ah, Allora, nel caso dei ladri fantasma, io direi no. Nessuno può sapere o avere la conferma che siano stati loro a cambiare il cuore di Kamoshi, non ci sono prove. è una cosa un po' strana. Però direi a questi hater, no, visto che non avete le prove, uno, per andare contro di loro, due, ammettiamo pure che fosse vero, loro hanno fatto qualcosa, voi invece di lamentarvi soltanto? No, perché mo loro pensano che questi ladri hanno usato dei metodi illeciti, gli avete fatto confessare il falso. Assolutamente no. Ma quelli non lo sanno, perché sono hater, quindi non vogliono sentire ragioni. Più che hater io inizierei a chiamarli imbecilli, diamo il giusto nome italiano alle cose. Anche è giusto, per carità di Dio. Non perché imbellono come senso. Una serata folle di moderazione e ban. Sì. Stasera si diverte, Mishima. Mishima, oggi è la giornata del ban. Capita. Vedi se te la fa fare lo stesso la televisione. Allora, così. no, penso di sì, penso di sì. Ok, al diner già ci siamo stati. Morgana, Yes. stiamo andando là, se ci fai passare. Allora. Set rilassante, olio del recupero, gel rilassante e capsule d'allerta. Oppure set bionutrienti, un mega fertilizzante e energia del giardino. Questa è tutta roba per il giardinaggio. Scegli tu qua così, a gusto tuo. Iniziamoci a prendere delle cose per il giardinaggio. Iniziamoci a prendere questo e via. Ok. L'altra cosa che dovevamo fare di domenica era proprio per i frullati. Mi pare era domenica. La domenica mattina, sì, nella stazione di Shibuya. Quindi al tornello qui. Non di qua, ma di qua. Allora, questa era la stessa regola che io utilizzavo quando stavo nella metro là a Tokyo. Ovvero? Tu vedi il colore? Sì. Segui il colore. Segui il colore. È la cosa più No, utile. non ti sbagli, Giamma. Giamma, vai tranquillo. Allora, la piazzetta dove erano presenti pure i volantini per lo studio erano di qua. Ok, sì, eccoli qua. E di qua c'è il chioschetto sulla destra. Eccoli qua. Signora, è domenica. Signora Limoni, Abbiamo del succo fresco. Allora, freschissimo. è amarissima ma rinforza il corpo. Aogiru. Grazie al collagene potrai risplendere di fascino. 5000. Va bene. Quindi sono bibitoni extra che noi prendiamo e prendiamo dei punti extra Sì. senza spendere un punto tempo, mettiamola così. E continuiamo a farmare un pochino di punti, anche se sta roba fa un po' schifo. Ok, siamo più belli. Ok, siamo un pochino più belli. Allora, a questo punto, televendita fatta. Sì. Bibitozzi fatti. Per qualche... magari il cibo? Possiamo provare? Si potrebbe fare il LeBlancs. Se c'è Sojiro che vorrebbe aumentare. Oppure tu che dicevi? Io ho detto il cibo. Continuare a provare la cosa del cibo fino a che non miglioriamo. Se non c'è un social link ovviamente che possiamo fare. C'è Sojiro, voglio vedere un attimo che mi dice. Vai, Che se dillo. per caso sale di livello e riusciamo a potenziarci comunque la possibilità di fare più caffè o altro, è meglio che non la sottovalutiamo. Ok, il legame si rafforzerà. Aspetta, fermati un attimo. Confidenti. Sojiro con lo Ierofante che noi giustamente non abbiamo, però abbiamo tanti soldi. Ma no, Tanti prendiamo, soldi. vai. Andiamo un momento alla Velvet. Però sempre un po' di educazione e di rispetto Sì, quando vabbè, dobbiamo vabbè. entrare, però, sangue della miseria. Allora, Miseriaccia, Harry. intanto registriamo tutti i cambiamenti. Poi ci prendiamo per arcano Ierofante. E abbiamo Berit. Ok.
Ci possiamo arrivare stesso da qui? No, dobbiamo uscire per forza. Questa è l'unica cosa che speravo comunque. O non so mai io come fare. Però devi prima parlare con Igor e poi si attiva la cosa. Vuoi uscire? Sta a mettere una bella porta dietro che ci passava in automatico. E Continua a via. premere B. Allora, confidenti. Ok. Ok, aiutiamo il capo. Io nel frattempo inizio a trovare le risposte. Anche perché lui adesso ci dovrebbe dare la possibilità di fare il carry. Ok. Dovrebbe essere questo. Partiamo dalla macinazione. Medio fine, sì, è questo qua. Grana, medio, fine, più 2 punti, le altre 2, 0. Ok. Oh, una telefonata. Qualcuno gli sta rompendo i coglioni comunque. Ok. Easy Trouble 2 punti. Quindi guai in vista. Ok, così ci stiamo solo un attimo preoccupando. E siamo saliti di livello. A posto. Questo rango niente, quindi al prossimo prendiamo qualcosa. L'importante comunque prima riusciamo a portarli al massimo, più ci liberiamo tempo e possibilità di fare altro. Allora, puoi chiudere? Zio, no, non ti preoccupare. Sono pronto a lavorare. Ok. Oggi abbiamo fatto tutto, nuova settimana, si torna a scuola. Non abbiamo trovato il posto in metro. Vabbè, niente. Ok, ci sono un po' di pollini in giro e vabbè, è periodo. Allerta polline. Ciao Ann. Allergica? Qualcuno la sta osservando. Morto un Kamoshida se ne fa un altro? Va bene, hanno tutto. Poi vediamo un attimo dalle preoccupazioni così esagerate. Ok. Giustamente a scuola adesso è tornata la pace e la tranquillità. Tutti giocano, ridono e si divertono. Allora. Ok. Va bene ragazzi. Non siamo stati chiamati a scuola oggi. Per fortuna. Allora. A scuola c'è un tipo che fa davvero troppo il bullo. Io vorrei aiutare la vittima, ma per me è impossibile. Ma scommetto che i ladri fantasma possono fare qualcosa in merito. Sarà uno scherzo, non ti preoccupare. Ma tanto sempre non siamo... Noi ti stiamo rispondendo che per stare al gioco. Certo. Si chiama Daisuke Takanashi. Ce l'hai il nome da figlio di pulla?
Ok. Allora, un bullo che abbaia e morde. Ok, a questo punto ci sta facendo fare il tutorial di nuovo, diciamo, delle secondarie. No, non ti preoccupare per gli esami. えーっと行くぞ。 Quindi così abbiamo anche da esplorare un pochino il metaverso. Allora, controlla le tue informazioni su un obiettivo selezionando visualizza richieste al ritrovo o premendo Psilon per visualizzare le richieste nel menu principale. Una volta confermate le informazioni, puoi iniziare la missione selezionando esplori memento. I memento possono essere esplorati anche senza obiettivi, ma il tempo passerà come durante un'infiltrazione in un palazzo. Sii prudente quando la scadenza è vicino. Allora, noi a questo Muta punto... un secondo così. さてと。 Ok, tutto a posto, tutto Ok. a posto, ci siamo. Allora, piccolo confronto sul gioco e no, ci siamo cose- fatti dei conti, sì. Cose del futuro. Ok, Ai noi del futuro. sì. Lontano futuro. Quindi giustamente per i bersagli piccoli non ci serve mandare una lettera di sfida. Basta semplicemente scrivere a ste persone: i ladri fantasma ti stanno cercando, loro iniziano a cagarsi un po' sotto e appaiono nei memento. Ok, よく聞け。 qui si parla di un arrogante bullo dai capelli castani. Eh no, il bullismo a noi non piace. Allora, noi abbiamo un bullo che abbaia e abbiamo i dati sulla persona. A questo punto andiamo nel memento. Andiamo. Ok. Vediamo fin dove riusciamo a scendere a Ci questo proviamo. punto. L'obiettivo ci è stato dato da Morgana. Noi dobbiamo vedere di arrivare in fondo. Il problema è che ci sono comunque dei blocchi e dovremmo fermarci per forza, quindi ci conviene comunque applicare. Sì. Quindi i nemici sono un pochettino più ostici del normale, però comunque ci danno più ricompense. Ok. Quindi a noi conviene nei memento fare esattamente come nei palazzi. Ogni volta che entriamo, pushare al limite delle risorse possibile. umane e essere avidi come la merda, perché più tempo recuperiamo qui, più tempo possiamo girare Vai. fuori. Nei giorni di cattivo tempo come quelli piovosi, i memento saranno più pericolosi. Avrai però una chance di ottenere oggetti extra. Ti imbatterai in molti più nemici, ma talvolta potrebbero esserci dei nemici rari, quindi ci conviene venire nei memento sempre quando piove. Inoltre potresti trovare oggetti di maggiore valore e ci saranno più forzieri. Vabbè. Sfrutta al meglio queste opportunità. Che succede quando c'è tanto Più polline? status. Quindi adesso vediamo un attimino. Ok, nei giorni con tanto polline, oltre ai consueti effetti del cattivo tempo, nel memento potresti trovare delle ombre addormentate. E questo va a nostro Questo vantaggio. va a nostro vantaggio. Più bonus, ma possibilità di avere il nemico dormiente. Top. Sì. Col polline siamo una bomba se vediamo qua. Allora, さてと。 noi possiamo vedere dove siamo arrivati. A questo punto, profondità 2. E iniziamo a esplorare. Quindi rispetto ai vecchi giochi della serie Persona non c'è più la torre unica o il palazzo unico con tutti i dungeon, ma sono stati suddivisi proprio in palazzi completi e in memento, che è un labirinto da esplorare, in modo tale che secondo me è anche più gradevole questa doppia esplorazione di Comodo. ambienti comunque grossi. E stavolta andiamo verso il basso. Stavolta continuiamo a scendere. Allora, やあ、お疲れ。 oh no, bimbo di merda. ていた扉が Bimba ragna. Sì. Pezzettino di sterco che non si alza. やっぱりね。メメントスがそう言ってる。ありがとう。 Sì, sì, scendi, scendi. かも
Scendi, scendi. Vai, ah. Vai, vai. Direte muovere, ah. Vai, vai. Sì, saluta Massoro, vai. No! Vai. Ah, boh, sì. Ce l'avrà una sorella pure nell'interspazio, non lo so. E dobbiamo prendere i fiorellini per lui. えっとね Allora. Sì, sì, ma tanto esploriamo tutto, ragazzi, nessun problema. Se passi troppo tempo in un'area di memento, un'ombra spaventosa chiamata il mietitore potrebbe fare la sua comparsa. Lo ringraziamo ancora per la sua Per la terza comparsa volta. in Persona 3 Reload, dove è apparso e si è preso le botte. Lo salutiamo nella sua apparizione in Persona 4, dove è apparso e ha preso le botte. È apparso nel DLC e ha preso le botte. Sì. Apparirà anche in Persona 5 Royale e prenderà di nuovo le botte. Facile. Al momento credo che ce le dia. Al però. momento è meglio però evitarlo, perché credo ci abbatterà in tempo 10 secondi. Quindi noi iniziamo ad esplorare. Allora prendiamo tutto quello che c'è. Tra l'altro bella aggiunta al camioncino Ecco per qua. andare anche più veloci. Ecco qua. Allora, non avete debolezze? Non le conosciamo. Allora, facciamo un giro. Un giretto di valzer. Ghiaccio resiste. Vento, attacco normale. Tuono. Ragazzi, fuoco. Ragazzi, vi è andata male. Un po'. È andata un attimo male. Allora, ragazzi, arrivederci. Oh, lui è rimasto in vita. Ehi, Ciao. Dai, vieni in squadra, dai. Dai. E questo velocizza molto, se ci fai caso, l'acquisizione di persona. Noi ti ricordi nel 3 e 4 comunque per prenderne alcuni dovevamo comunque buttare il sangue tra trova la carta, la possibilità che ti veramente esce, eccetera? Volevamo vedere se ci usciva la carta nel drop rate. Sì, Questo sì. sì. Questo sì. Ok, livello 13 noi. Ottimo. Ottimo. Qua comunque pure abbattendoli normale e più sali di livello più Esatto. diventa facile, comunque riesci a prenderne molti di più anche più facilmente. Allora, di là è chiuso. Abbiamo 23 fiorellini. No. Vai Morgana. Oh, c'è qualcuno lì. Lì dovrebbe esserci José. Bisogna stare attenti che ci sono anche dei muri segreti. José, allora, tu che cosa ci dai per i fiorellini? やあ、お疲れ。ん？お兄さん、面白いもん。 Cristallo della... quello che abbiamo preso tramite i teschietti. へえ、すごいね。僕、勉強して知っている。 Hai 8 anni più o meno. Che cazzo di libri studi? Domanda così, però va bene, va bene. È Va bene, sempre va bene. una specie di bambino No, ed un no, uomo va- mistico, ricordo. vabbè. Però Leggi un topolino, fa qualcosa. Niente, vabbè. まだ力を出し切れ Ah, non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale. ちょっ ok. と僕に貸してくれる？悪いようにはしない。 Io se non lo rompere che ti schiatto la testa. Con Facciamo affetto, male, José. con affetto. ここはこうで。 Bubuano ci Questo, guida. questo rompe il talismano, gli do una botta in fronte. Gli Potrebbe do. farlo. よし。 Ok. はい、お兄さん。 Ah, naturalmente noi specifichiamo, noi non picchiamo i bambini, No. ma quelli che non ci danno l'oro e poi ci lasciano Sì. per anni senza sapere le cose ci stanno un attimino. Quelli li picchiamo. Un giorno capirete perché stiamo dicendo queste cose qua. Lui comunque è uno dei buoni. È anche figlio di Botta. Però è buono. Però sempre figlio di Botta. È un buon figlio. Ok, quindi è diventato anello della lussuria. Quindi Ok. lui comunque ci potenzia questi oggetti se riusciamo a trovarli nei palazzi. 欲望を知ることは Però adesso ci devi fare esaminare un attimo l'oggettino e vedere cosa fa. Piccolo pezzo di merda. Dici bimbo. Libro dei timbri.
Sì. Esplorando il memento puoi trovare dei podi per i timbri messi lì da José. Otterrai solo un timbro per podio, ma dopo aver raccolto più timbri, José ti aiuterà con l'esplorazione. Va bene. Allora, tu cos'hai? Oggetti. C'hai anche begli oggettini per gli SP. Parlando con José nel memento potrai scambiare fiori per alcuni oggetti. A seconda dell'oggetto che cerchi, la quantità di fiori necessari cambierà. Più l'oggetto è raro, più fiori serviranno. Questi fiori non possono esistere fuori dal memento, quindi fai attenzione, perderai i fiori raccolti all'uscita. Quindi noi esploriamo, prima che ce ne andiamo dobbiamo trovare lui, che non è che viene lui da noi, no, dobbiamo andare noi da lui e dobbiamo sprecare e consumare tutti i fiori che abbiamo trovato. Allora, c'ha un pochino di oggetti. C'ha polvere dell'anima 75. E questo anche è buono da usare nei posti sicuri. Ripristina il 20% degli SP di tutti gli alleati. Va bene, José. Cognizione, cambia memento. Posso modificare il memento per te in molti modi diversi. Quando raccogli timbri otterrai punti che puoi usare per far sì che José cambi la cognizione ambientale. Cambiando la cognizione potrai aumentare la quantità di soldi, oggetti o esperienza che puoi ottenere nei memento. Io questa cosa non me la ricordavo assolutamente. Adesso ce la sappiamo. Potrai scegliere quale effetto aumentare investendo punti. Usali saggiamente per proseguire l'esplorazione. Ecco qua. Puoi ripristinare i punti investiti usando i fiori. Tuttavia, più punti avrai investito, più fiori serviranno. Per vedere il cambio di cognizione corrente, usa RB per mostrare la mappa principale, puoi controllarne lo stato in qualsiasi momento durante l'esplorazione. Va bene. Vabbè, così. Penso che la build parta da una cosa in primis. PE. Soldi. No, PE. Soldi. I soldi li facciamo, no zi? PE sono più importanti. Soldi. Soldi. Non mi far dare un cazzotto su questa scrivania. Soldi. Metto là. Siamo avidi. Metto là. Sto mettendo là. Soldi inteso come compriamo tutte le armi e gli equipaggiamenti, poi punti esperienza. Attenzione. Sta entrando. No, non fare entrare niente. Allora, voi siete degli sbordel. Sbordel luce. No, però vi fate male. Vento. A posto, fatto. Problema risolto. Vabbè. Ecco qua. Tanto basta fare seleziona attacco migliore e in automatico. Va. Si sistema il tutto. Rapinetta. Ha ragione, sì, sempre il denaro è prendere più. Meteo, tu non puoi parlare. Gianmarco, fai build sul drop rate. Gianmarco, Meteo, siamo con gli equipaggiamenti di livello 2. Abbiamo iniziato il gioco con 100.000 yen, sono finiti in 2 minuti. Tu li hai fatti finire. Ho capito, dovevamo prendere l'equipaggiamento. Io non mi associo. Tu ti associ. Andavamo da Kamoshida con le scarpe da ginnastica e i pantaloncini rotti. Potevi chiedergli per favore di smetterla. Ci abbiamo provato, ci voleva far cacciata alla scuola, non è colpa le mia. mani addosso, costumato che non sei altro. Allora, c'è un'altra parte di zona sotto. 606 milioni su Diablo 3. Bravo Meteo per comprarci il cazzo di niente. Complimenti Meteo. Totalmente inutili. Noi dobbiamo comprare armi, cioè comunque stiamo facendo degli assalti, dei vuoi fare il furti. Troy Bolton con me? Facciamo il Troy Bolton. Mi soffierò il naso adesso. Allora, Sì, qua. Meteo, ma persona è diverso. Persona l'esperienza serve più di Diablo. noi facciamo una cosa bilanciata. Quando escono nuovi pezzi di equipaggiamento ce li compriamo, se no ci potenziamo un attimino prima alla moneta. Quando abbiamo i soldi passiamo all'esperienza. Tanto comunque stesso in un dungeon li possiamo ricambiare. Ma dobbiamo spendere i fiori. Se possiamo fare un cambio velocemente e in una sola sessione di memento farmarci entrambe le cose. Vabbè, quello per meglio. Allora, qui ci sono 3 forzieri. Goccia dell'anima per gli SP, ottimo. C'è un Giovanni. Ok, voi. No. Facciamo così.
Così c'è anche l'attacco potenziato. Sono uno. Sono due. Ok, direi che qui comunque nella zona siamo abbastanza competitivi. Sì. Allora, noi continuiamo a pigliare cose. Arma pesante sporca. È chiuso e ci vogliono i grimaldelli. Una perlina, ottimo. E a questo punto non ci sono muri segreti. Ok, scappiamocene da qua prima che arrivi il signor mietitore. I nemici stanno respawnando, ma sinceramente... No, no, fermo, corri Morgana, corri, corri, perché non corri? Morgana, non ti far prendere, no, no, Morgana, fai presto, vai, vai, Morgana. Ok, Yeah. Oh, un timbro. Allora, quindi noi, se prendiamo timbro, ne sono altri 7, dice qua. nel blocco sì. Dobbiamo trovare tutti. Allora, noi potremmo anche già pensare di andare da José. José, noi abbiamo trovato un timbro. Allora, potremmo fare aumenta oggetti trovati. Non lo so. Aumenta soldi ne richiede 3. Aumenta punti esperienza 5. Come te la senti tu così? Arriviamo a 3. お疲れどうだい我が輩 Allora, Morgana, perché non corri sempre? Che devo fermarmi completamente. Ok, allora. Area 2. Quindi qua comunque non c'è allerta né altro. E abbiamo il bersaglio della missione secondaria qui. Salve. 3体だお弱点が狙えるな Meno 1, つけるんじゃないか meno 2. バトンタッチすれば弱点がつけるな後輩だ弱点をつける E 3 vanno giù. これで終わり Ecco qua. Va benissimo. Allora, di qua ci dovrebbe essere un bersaglio. Salve. Ok, con gli SP comunque stiamo tenendo, quindi va bene già così. バトンタッチすれば弱点がつけるな Là. 弱点が狙えるな Ok. Tutti a terra. E noi continuiamo a tenere comunque al momento. Anche perché secondo piano. Oh, dormi, dormi, bel bambino. Guarda tu, che bel pisellino. Sì, Bella. pisellini più che altro perché sono 4. 4 pisellini. Allora, dobbiamo iniziare a imparare un pochino di mosse multi, così risparmiamo qualche SP. Vabbè, piano piano, noi al momento farmiamo esperienza. Noi già abbiamo cura buona per il momento, che già è qualcosa. Sì, abbiamo sbloccato media l'altra volta. Te ne privi? No, ma assolutamente No no. che non lo fai. Vai Morgana. Ok, come Jens 26.280 Jens. Ok, allora qui c'è il bersaglio. Ok, tutti sono al massimo. Così ci completiamo pure un attimo la secondaria. E Gigi il bullo, vediamo un attimo di fermarlo. Allora. Di cos'è? Andiamo.
Eccolo qua, lui è Gigi il bullo. Sì. Giustamente è colpa loro. Catate cogliò. Protettori della giustizia un cazzo, vi vantate tanto ma non sapete cosa dite. Ma tu guarda, stessa tipologia di frasi che usano certe persone. Oh, c'è il Giacco Frosto. Un po' più avanzato, così. Allora, salve. Allora. Io, visto che tu sei Giacco Frosto... Puttana da sorata. Fa male lui. Allora. No, cazzarola non l'ha fatto. Aglia, tua sorella quella svergognata. Quella ghiatta. Fa male lui. T'addormenti? No, mancato. Allora. Cugino di Junpei, pensaci tu. Dai, No. Non viene a fare un dia. Aglia. E vai giù. Allora, di più potente chi ci abbiamo? 5, 10. No, lui. No, però, Joker, dai. ho rotto il cazzo. Allora, siamo un po' di media. Puttana da tua sorella e anche di tuo Ho cugino. tirato boffa interessante. Sconosciuto. Va bene. Allora, stiamo un pochino esagerando, eh. Ragazzi, però c'è un attimo un problema, perché se fate così noi perdiamo al primo tentativo. Non è una bella figura. Meno male che Joker ha risolto un attimo il tutto. Dai, vai giù. Ok. Oh. Ryuji, vuole fare qualcosa? Dai, Vai Ryuji. Mocca mamma. Sì, ha funzionato. Ha funzionato. Ha funzionato. Ha fatto i luci. Ok. Potentissimo. 2 persone sono aumentate di livello, quindi abbiamo schiva fuoco e... Ah, Oh, ecco oh. qua. Un Maragi, finalmente. Allora. Lui era cattivo perché stava ricevendo delle violenze, quindi lui prendeva i soldi dagli altri perché a lui stavano cercando soldi, ma non è quella la soluzione, secondo me. Allora, dai, ti aiutiamo. E abbiamo completato la missione secondaria, frullato proteico. A posto, missione completata. Allora, esploriamo ancora? Assolutamente sì. Visto che comunque non abbiamo visto praticamente niente. Ci continuiamo ad esplorare il piano. Allora, c'è tutta la zona dall'altro lato. Ok. Un bel maragino a questo punto non serve, quindi facciamo uno qui
questo punto usiamo te che c'ha un pochino di SP in più e dopo dobbiamo fare delle cure per tutti. Allora, autoguarigione. Oh, c'è un bimbo che dorme. Opla. Ciao, bel fanciullo. Ragazzi, siete un po' tanti comunque, eh. Fa niente, tanto comunque già eravate al massimo. Devo fare così. Risparmiare qualcosa per lei. Ok, e loro li abbiamo fatti un attimo fuori. Ha crittato pure addirittura, Morgana. Ok. Allora, di qua niente. Di qua niente. Ok, qui c'è il passaggio per andare giù. Allora. Niente di qua. Ma c'era qualcosa sul lato sinistro. Ok, tu dormi. Risparmiamo un pochino di SP. Loro non si fanno niente però. No, no, 38. No, che no, mi conviene. E sono 3. E sono 4. Ok. Fibbia di latta, soldi, esperienza e chi più ne ha più ne metta. Allora, di qua niente. Un po' di rame, corridoio vuoto. Ok, possiamo scendere da qui. Area 3. Oh no, ce n'è un incazzato. Allora, sì. guarda un attimo di là. No, no, non guarda di qua. Che guardi qua? Guarda di là. Guarda di là. Guarda. Salve. Ah, ma lei è Frizzi. Ah, aspetta un attimo. Io sì, pensavo fosse grazie. qualcun altro. Aspetta, però questo sarà Frizzi più potente. Lui è super Frizzi. Super frizzi. Non penso che morirà dopo l'assalto. Però, capite cazzo, Aiuto. male ti sei fatto. E voilà. Quello l'importante è che i nemici forti non abbiano il tempo di muoversi. Sì. Ok, livello 14, possiamo anche pensare di vedere qualche persona dopo. Allora, di qua c'è un tesoro con un altro grimaldello. E già stanno finendo sti grimaldelli. Sì. Nell'extra cappopuzzo. Un altro è qui. Oh, Penerectus. Pene erectus. Interessante. Luce ce l'abbiamo. Sciolto direttamente. Facciamo l'assaltino a loro e via. Ok, allora, di qua non c'è altro. Muri segreti non ci sono.
Salve. C'è gatto debole al vento, quindi. Vediamo se per caso... Sì, ha funzionato. E questi due qua li facciamo con attacchi normali. Pom, pom. Ok, un cannone d'aria e dei materiali. Ok, noi l'importante, come per tutti gli altri titoli della serie Persona, tutto quello che prendiamo prima o poi potrebbe servirci. Quindi noi nel frattempo prendiamo, poi dopo ci facciamo domande su cosa abbiamo Vediamo. effettivamente preso. Sono d'accordo. Salve. Allora, tu agi su di lei, me lo fai. Poi mi vai a staffetta su Junpei, cugino di primo grado. E gli tiri una cazzo di botta a lui, una cosa impressionante. Anzi no, tiragli un fulmine. No, allora, ti presento come il cugino. Ti faccio fare bella figura e tu manchi l'attacco. Sei un po' scostumato. Sì. Scia la miseria. Qui c'è della maleducazione. Silky dici. Vieni in squadra. Ma solo per oggi, proprio oggi perché c'è lo sconto. No, anche perché così ci abbiamo materiali per fare qualche altra cosa. Vabbè, lo saprà, lo saprà. Allora. Andiamo a scendere di qua non c'è niente. A questo punto dobbiamo andare a sinistra. Oh, c'è un muro segreto. Eccolo qua, bimbo maledetto, trovato un altro. Bimbo che non sei altro. 2 di 8. Esamina il podio. Ok, non dà altre informazioni. Allora. Di qua un altro tesoro. Ed è finito un altro. Buonasera signor Francesco. Ciao Francescone. E un altro grimaldello se ne va. Ok, tu dormi tranquillo e asciutto. Mi piace questa frase. Ok, l'altro lo buttiamo a terra noi. Adesso comunque dai 250 ai 500 yen a botta che stiamo prendendo con i fight, E non ce ne quindi preghiamo, ok, di là non dovrebbe esserci niente. Qua abbiamo preso tutto. Ok, altro timbrino qui. Quindi noi potremmo... Vediamo se lo troviamo giù. Ok, c'è una fermata, attenzione, attenzione. Ci sono dei checkpoint intermedi. E qui ci sono le persone che salgono nella comune follia e non si capisce dove stanno andando. ma loro lo fanno. Quindi visto che abbiamo visto che comunque quello che faceva Kamoshida influiva nella scuola, quindi metaforicamente ste persone, che sta succedendo? Beh, Perché tutti immaginano di prendere sta metro o si stanno facendo portare da qualche parte? tocca scoprirlo. Per forza. Noi nel frattempo scendiamo. Queste sono le safe, così come ci sono nei palazzi, quindi da qui possiamo comunque usare il viaggio rapido. E a questo punto direi, prendendo il timbro e volendo un attimo tornare qui dice che ci sono 2 timbri. Aspetta, diceva 0 di 2. Oh, guarda qui. C'è un frizzipazzi. Quindi aspetta.
Quindi pure nella prima zona allora ce n'è un altro. Aspetta. Bimbo, però tu vedi, dici ok, da adesso cercate i timbri, ci sono delle cose. Sanghi Sword stavano anche dietro, però non è che ci hai avvisato. Va bene, va bene. Allora, non c'è problema. Non c'è problema. Problemi non vi sono. Non c'è nessun tipo di problema. Siamo Allora, tutti amici qui. no, tutto a posto. Prossima volta spacco Cazzo, la testa. No, direttamente. Bambino, mo giustamente il memento è cambiato. Io dove ti trovo a te, bambino? Ciccio, allora... Poi ti chiamo con brutte parole e dici che siamo noi. Andiamo, Non ti far chiamare. andiamo. A questo punto preferisco cercarti verso il basso senza che giro di nuovo a vuoto, anche se qua ci sono dei timbri. Io ma non ricordo se poi uscendo e rientrando dai memento... No, si resettano ogni volta i timbri. Nessuno muore? Ha chiamato il bicorno. È morto il bicorno. Pure il bicorno si è preso le botte. Salve, sono il bicorno, sono venuto a dare una mano. Aglia. 875, ok. Un po' di sughero. Nuova abilità. Alle strette. Se circondati aumenta la chance di critico, quindi se pure ci acchiappano lui mena ancora di più. Classico. Va bene. Allora a questo punto ci conviene fare tornare indietro alla zona intermedia e fare il viaggio rapido. Allora torniamo da qui. E facciamo area 4. Ok, allora facciamo un salvataggio rapido che comunque ci sta e per sicurezza ne facciamo anche un altro. Allora proviamo a continuare a scendere un attimino. Talvolta nei memento troveremo la strada bloccata in modo anomalo, le pareti che abbiamo visto prima, quindi troviamo dei muri che ci sembrano sospetti e comunque potremo cercare dei passaggi. Noi a te stavamo cercando e siamo andati sopra e non ti sei Bambino? fatto trovare. Ma scendiamo giù e ci sei. Bravo bambino. Piccolo pezzo di merda. Bravo bambino. Che bravo questo bambino. Molto bravo questo bambino. Allora io intanto continuo a prendere i fiorellini perché lascia fare. Ah, vedi. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Allora ragazzi, menate senza SP. Festeggiamo il bicchiere d'acqua. No, fermi ragazzi, non festeggiare. Fermi tutti. Fermi, ragazzi, non vi posso lasciare un attimo da soli a voi. Allora. Mannaggia la miseria. Ecco. Mo' noi non possiamo fare l'assalto perché noi siamo a terra. Facciamo così. Ecco, qui già sono un pochino più resistenti. Ragazzi, è stato un attimo però... oh, cazzo, uno non ve lo dice per educazione, però... Perché vuole essere gentile. Ragazzi, oh, cazzo, però... Poi uno risulta volgare alle masse, però pure loro. Come avete scassato lo cazzo? Allora, tu a terra, assalto. Ok. Allora, qui secondo me c'è un muro che si può rompere e c'è un bel tesoro. Blocco d'oro piccolo come oggetto da vendita mi piace. È simpatico, è goliardico. Siamo già a 39.000 yen.
Io intanto farmo perché fino a quando è possibile. Allora, tu sei debole al fuoco e alla luce. Ok. 2 vanno di sicuro giù. E 3. Sì, sì, fino a quando sono così. Allora, signorine, voi siete deboli ai colpi d'arma da fuoco. Quindi con voi ci andiamo ancora meglio. Anche perché in Persona 5 normale i colpi d'arma da fuoco non si ricaricavano alla fine di ogni fight. No, No, mi ricordavo, insomma, avesse tuo fratello. ed era un grande problema perché sono utilissimi, però tu li usavi una volta Sì. a discesa o a giocata nei palazzi, quindi... Allora, di qua non c'è niente. Bambino, dove sei? Bambino, fatti trovare. Ci sei sulla mappa? Sì, e sei dall'altro lato, ok. Salve. Ha dato una brutta botta lui. Francesco, come va? Come stai, bello? Ok, resiste Che stai sonno. facendo? Stai col bando? Io intanto mi curo. Sono vivo. E già questa è una cosa. A che stai giocando? Non ti far fare ogni Aspetta, volta il aspetta. discorso. Che stai facendo? Nel senso, sì, sei vivo, che cosa No, ma fai? lui ci mette in sottofondo e che lo rilassiamo, Vuoi secondo sapere me. a che stai giocando? Che cosa come ti stai intrattenendo stasera? Diciamo così. No, ma lascia, ancora deve Ma io rispondere. non gli Sentiamo voglio prima. alzare le mani addosso. Sentiamo prima che gioco sta facendo. Se poi gli Aspetta. faccio la Allora, rinza, runza, è un casino. allora, signor Gianmarco, adesso abbiamo 7 punti. Quindi Ah, stai giocando a The Sims ancora? È vero, si è fatto i suoi personaggi di D&D ho come cittadini. Franci, le riedizioni le voglio prendere pure io appena possibile di The Sims 1 e The Sims 2. Subito, subito li voglio prendere. Aumentiamo un pochino i punti esperienza. Quindi 110. Ok. E metterei anche un pochino oggetti, così da prendere un pochino di cose. Per ridere. Allora, come cambi il metaverso? Non prenderle. Perfetto. Perché non Che è prenderle? successo, Franci? No, sono qui, ci sono tutti i DLC, tutte le espansioni. Aiutare. Perché sta col martellone in mano? Che c'è? Che hai fatto? Ok. Ah, lui fa un massaggio alla terra. Ti dà scritto tutti i punti. Crash non sono ottimizzate e se mette a più di 800 che sta scendendo l'HD diventa minuscolo. Io le volevo prendere perché pensavo che avessero risolto tutte queste cose A qua. quanto pare no. Allora si aspetta, beh che non le avrei prese domani mattina, però comunque a questo punto mi informo e aspetto un attimino. Quel senso di urgenza, ma più per il 2 per l'1 che non ci gioco da una vita. Ho detto cazzo le voglio, però a questo punto a te aspetto. potevi Aspetto con piacere, aspetto con piacere. Tua sorella quella svergognata, che botta. Diglielo in faccia. Aglia. Aglia. Mancato. Allora. No ragazzi. Ragazzi, no. Ne mandiamo a tutti a terra. Non possiamo fare l'assalto. Ah no, no, lo possiamo fare. Oh, attenzione. Doppio fight. Aglia, 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 aglia.
Attrezzatura spettrale. E questo è buono. Ok. Stiamo riuscendo a risparmiare comunque qualche SP. La cosa non è male. Allora, さて a questo punto io se l'abbiamo visto, i timbri li abbiamo messi, possiamo scendere giù. La prossima area sembra essere diversa. Allora, vediamo un po'. おい宝箱だぜ早速開けてみようじゃないか Forziere. Attrezzatura spettrale per 2. Abbiamo un sacco di cose per la lavanderia. Siamo proprio pieni. No, non se ne priva. Eccovi di nuovo qua. Ce la fate? No, questa è la stessa situazione di prima. Fermi. Fermi. 弱点を電撃が弱点だなうま Voi solo tu o no? Potrei provare. No, gli altri non ce l'abbiamo ancora. Tu sblocchi Psy. Non posso consumare SP. Aglia. Mancato. Dai ragazzi. Ok, stanno pericolosamente finendo gli SP. Ok. Ok, bonus all'esperienza, un po' di nemici fatti. Ok, vediamo di qua. Allora, se non ci a far fuori questo. 危険なにこいつは呪音属性に弱いようだなやるじゃないか Ok. Staffetta, Joker, attacco potenziato, pistola potenziata, danni potenziati. E ha funzionato. Non è che tu ti vuoi unire di tua spontanea volontà. Bravo, castigatore divino. Vieni, vieni. Signore, Venghi, venghi. salve. Arcangelo. Arcangelo. A questo punto uniamo l'utile al dilettevole e iniziamo a prendere pure qualche altra persona. Ma Arcangelo è di livello 14. Bisogna buttare le C'ha l'abilità Gran Fetente. Lui è Ma fetente. non è fetente, non Lui è si- Gran Fetente, sì. È Adatio, non lo so, ci deve lasciare. Sì. Spiace. そいつのゲットは初めてだなジョー Ciao piccola sega. Allora, goccia dell'anima, ottimo. Ann sale a livello 14 e noi ci facciamo un po' di autoguarigione. Di qua torniamo su. Ce ne dobbiamo andare di qua. Ok. Devo passare anche da bimbo mistico. Che abbiamo 91 stelline di margherite floreali, quindi Vedete, Margherita, proprio. non le vorrei buttare. Allora, siete un bel po'. Facciamo così. つけるんじゃないか No, mi conviene fare staffetta. バトンタッチチャンス弱点をつけるな自分の実力をチャンス弱点をつけるな Facciamo così. バトンタッチすれば Staffetta 3. Tu sei stramorto. Voi vi prendete l'assalto. Allora abbiamo di qua. E i grimaldelli finiscono.
Via per uno. Ok. Capsule d'allerta per gli status penso che siano. E c'è il timbro. Ok. Profondità 7. Ok, lo stesso muro che abbiamo trovato la volta scorsa. Ok. Quindi noi più di qui al momento non possiamo scendere. Nope. Ma allora... Forse sto muro si aprirà più le persone ci accettano. Ok, quindi al momento dobbiamo un attimino trovare il Bisogna nuovo... pazientare, mio caro amico. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare... Innanzitutto c'è un Gardaland. timbro qui che non abbiamo ancora trovato, ma volendocene andare perché comunque abbiamo pochissimi SP, dobbiamo tornare innanzitutto dal bimbo. Ok, quindi tu sei qui. Bravo bimbo. Così non dobbiamo fare neanche troppi piani. E c'è comunque un timbro che non abbiamo trovato nella zona. Allora, perché mo ci interessa solo andare da lui che si trova di là. Allora, una volta fatto lui e tornati giù ce ne dobbiamo soltanto andare. Sono due. Ok, noi continuiamo a prendere oggetti perché comunque il 2 già ci sta facendo prendere un bel po'. Frutto del diavolo, argento. Ok, questo comunque non ci interessa. Noi ci serve bimbo bimbo. Ok. Facciamo staffetta di nuovo con Joker. Ok, fatto. 余裕の勝利ってやつだな。 Ok. 敵よ。じゃあ Allora, スキルはなさそうだな。パンサースティック。 dai ragazzi, dai. No, attacco tecnico, no. Donzella, salve. Oggetto o soldi? Soldi. これでいい？ 1358 A yen. questo punto Vabbè. vai di soldi. Va bene. Che a noi non dispiacciono a No. questo punto. Un po' di punticini. Ok. Signor bimbo, salve. 123 fiorellini abbiamo per lei. Allora. Io direi di prendere uno di questi per ripristinare il 20% degli SP, così questo siamo a per me posto. non c'è poco da discutere così. E il resto prendere tutte gocce dell'anima, 2 gocce dell'anima, ripristina 10. Allora, a questo punto noi andiamo nella zona inferiore e torniamo nelle profondità. Sono ricaduto nella lettura di GTO. Io è da un po' che ci stavo pensando, Francesca, ma volevo fare.
Mm. Allora, a questo punto, facendo prima un salvataggio per sicurezza, andiamo nella Velvet. Possibilmente senza calci in culo. Possibilmente. Uno chiede. Allora, signor Igors. 見るのですか Oi, quello bonsoir. Ciao quello. 登録するのですか Allora, abbiamo preso un bel po' di persona. Vediamo che cosa possiamo fare adesso. 法制の時間だ刑を執行するたどるべき道 Allora, noi possiamo farli al massimo di livello 14. Che male non è. Quindi possiamo fare Inugami. な力を持っているな Inugami è fortino. C'ha anche lui il gran fetente. Anche lui è un fetente. Sono tutti fetenti in Stasera questo sì. gioco. E sbloccherà anestesia totale, danno d'arma da fuoco leggero a un nemico. Chance media per il sonno. Moraki. Ok, Orfeo. かもなしとい Ah, c'è Orfeo. C'è Orfeo. Di nuovo. Vabbè. かもなく不可も È なく bello però, non trovi? No, 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 ma è bello, per l'amor di Sì, Dio. tutto bene quello a noi, tutto bene, speriamo anche te. Anche a te. Al momento tutto bene, siamo riusciti anche a fare un po' di farming, abbiamo sbloccato un paio di zone nuove e stavamo per uscire. Allora, possiamo fare, a questo punto lui conviene. Ci togliamo lui che ha il fetente normale e iniziamo a fare lui. Allora, gli diamo un po' di attacco e resiste al sonno. Visto che comunque è un persona di livello 3, Schifo non fa. tanto poi soprattutto all'inizio ci conviene farne il più possibile per riempire il grimorio così da avere gli sconti per quelli più potenti. Chissà perché sono andati per il taglio alla Sephiroth. Fatto di carattere, Franci. Capita. Colpo fortunato. Allora, va benissimo. A questo punto Koropok Guru. 不可もなくといったところ Butta dentro il coro Pop Guru, dai. Però lui vuole Silky e Kodama. Mi va benissimo. Va bene? を選びなさい Lo E gli accetti? diamo ghiaccio, vento, salà, Rakunda. Ok. Salve. Mi raccomando, attento al fiorellino, alla foglia. Slime per... Aspetta, Saki Mitama, aspetta un attimino. No, Saki Mitama, no. かもなく不可もなくといった Per ところ te... ですか mm, かもなく不可もなくといったところですか rango confidente 1. なるほどこれは Questo non ce l'ha. これで良いのかかもなく不可もなくといったところこれで良いの Impeto arcano di quanto? Livello 3. Aspetta un attimo però. Mi piace? Allora, aspetta, sì, facciamo così, guarda. Perché se livello 10 3 potenziato, ti do un crescita per le abilità. Diminuisce attacco e aumenta la difesa. Ok, tanto al limite gli altri li possiamo pure prendere pagando. Però comunque sblocchi altre abilità. E poi ci sono gli altri che ci aspettano. Ok, a questo punto abbiamo anche 3 slot. Allora, a questo punto non ci conviene più... Non devo uscire con もう終わりか il pulsante rapido così. 時間です囚人 Allora, abbiamo speso tutto. A questo punto ce ne possiamo tornare. Allora, visto che comunque è un palazzo, anche se è diverso dagli altri, ci sono comunque degli obiettivi. Al momento comunque ne abbiamo fatti un bel po'. Più di così non possiamo Ma ormai è scendere. andata abbastanza bene comunque. Salve.
È arrivato il pacco. Allora, mega fertilizzante, energia del giardino per 5. Poi no, buonanotte. Allora, c'è qualcosa in TV. Ha scritto Francesco? Sì, sì, l'ho letto no, prima. non avevo visto. Pure io, Francesco, mi piaceva di più la versione con i capelli. Con i capelli corti. Vabbè, ci sta qua un po' più sefirottoso. Va bene, ecco. il caso di Kamoshida stanno ancora cercando sì, informazioni. Allora, che possiamo fare stasera? Noi abbiamo anche un bel po' di strumenti materiali, no? Oggetti. Tesori. Dove sono gli oggetti che possiamo... Ah, aspetta. Non è che per caso ce li fa vedere qua. Ecco qua. Abbiamo allora armatura pesante sporca, attrezzatura spettrale, maglietta nera, imbottitura. Sì. Ne abbiamo 14 di armature pesanti sporche. Sì, me ne fai una pure a me. Grazie mille. Allora, domani va cambiato assolutamente il DVD, anche perché a questo punto ci conviene fare giorni normali in giro, non ci conviene ancora salire di livello. Queste secondarie non ne abbiamo. Caffè no, anzi non possiamo fare gli esercizi perché siamo stati nel memento. A questo punto facciamo così, guarda, tavolo da lavoro. Facciamo 3 grimaldelli, visto che ne abbiamo consumati già 5 o 6, quindi nel dubbio, e ne abbiamo ottenuto uno in omaggio. Ok, 2 punti perizia. Siamo sempre decenti. Ok. Allora, Memo, adesso abbiamo finito di fare gli imbecilli e i supereroi. Settimana prossima ci sono gli esami. Quindi comunque dobbiamo alzare quanto più possibile lo studio. Sì, siamo nella stessa classe. Makoto, però, capì, non fa troppe domande. Arrivederla, tante care cose. Oh cazzo, il piano è fallito, gli esami cominciano domani. Porca la miseria. Stavo ci volesse una settimana. Allora, vediamo un po'. Ecco, lo sapevo. Chi è adesso questo signore? Sapete in quale epoca è stato attivo Yoshitsune, vero? Questo nome lo conosciamo già. Non so io, non so. Te la butto così. Butto. È Ian. Che è quello che ho sentito di più. Dai, rispondete pure dalla chat, quale secondo voi? Io ho sparato a cuore, lo dico già, non ne va più pallida idea. Professore, un attimo che stiamo riflettendo. No, ma la sappiamo la risposta, giustamente vogliamo essere sicuri di quello che diciamo, proprio per evitare di dire cazzate. Ian. Ok, quindi noi confrontiamoci sempre con il pubblico della rete, perché noi fortunatamente quello possiamo controllare tramite internet che risposta hanno dato gli altri giocatori, quindi di solito c'è sempre la conferma al 95%, mettiamola così, che sia quella. Quindi noi mettiamo Ian. Professore, è lui? Professore, è lui, non si preoccupi.
Quindi domani ci sono gli esami, va bene. Allora, altro punto alla conoscenza, però siamo sempre ignoranti. Magari dopo gli esami saliamo, dai. Allora, non può venire un po' di pioggia così andiamo a studiare? No. Se ti senti pronto per gli esami, puoi ravvivare la giornata con un salto ai memento. No, Morga, dobbiamo studiare, che stai dicendo? Allora, Hannu vuole vederci e non riesce a raccogliere le idee e vuole prendere un caffè con noi a Shibuya. Ryuji ci chiede se abbiamo programmi per oggi. Ragazzi, dobbiamo studiare prima il dovere e poi il piacere. Oh, qualcuno ha disegnato qualcosa qui sulla lavagna. Vabbè. Allora, a questo punto andiamo in biblioteca. Signorina, è arrivato quel libro per caso? Assolutamente no. Vabbè. Va bene. Allora, tavolo da lettura è per leggere i libri. Ragazzi, fate passare. Ok. Vediamo se per caso ci appare qualche punticino bonus. Niente, siamo ancora ignoranti. Dai, cruciverba alle Blanc, ultimo punticino che ci fa salire. Dai, 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 dai. Yes. Allora, aspetta, fermi. Cruciverba. Stato d'animo negativo Francesco. è quello Ah, principale. ho sbagliato. F, R, A, N, C, E, S, K, O. C'entra. C'entra. C'entra pure, eh? C'entra. Allora Inquietudine. Francesco. Non c'entra qua però. Franco. No, Franco c'entra. Poi? Assale nell'ozio. Francesco. Ma è incredibile. Ma è impossibile. L'opposto di allegro. Francesco. Ma No, questa cosa raga, è dell'incredibile. no, raga, non ci posso credere. Assurdo. Ma guarda, Ma c'entra. c'entra sempre. Allora, l'opposto di allegro, triste. È triste, sarà, sì. No, fermi. È triste, l'abbiamo messo. Poi verticale, inquietudine, ansia. Assale nell'ozio. Assai nell'ozio. Noia. Sì. Noie Noia, vabbè. o noia. No, la noia che assale nell'ozio. Ok, quindi la risposta a stato d'animo negativo è no, nessuno di noi è studiato quello, non ti preoccupare, buttate le risposte tranquillamente. Siamo tutti delle belle capre e fieri di esserlo, proprio tranquillamente. Ma anche perché non è che anzi è qua. No, inquietudine, ansia, credo. Francesco dice rancore. Rancore. Sarebbe giusto, ma non abbiamo una O, Francesco. C'è Non una abbiamo R. neanche una R all'inizio. E quello è per forza triste. Allora, triste siamo sicuri. Sì. Ma malumore. Malumore, prova un po'. Ma Bravo. Malumore. ok, l'aveva detto anche Francesco. In Giappone si definisce Meibu quel malumore. Caramella, mi stavo un attimo andando nella GG, sarebbe stato aglia, molto male.
quel malumore derivato dal cambio di stagione e dall'aumento dei malanni dopo la lunga festività di inizio aprile. Nel resto del mondo si usano espressioni simili, ad esempio in America si parla di September Blues al rientro delle vacanze estive. なるほど。 Se ci fai passare pure di livello, dai. Ci ho sperato fino alla fine che facesse livello 2, va Cazzo ci bene. vuole? Penso che siamo lì. Aspetta, andiamo a riflettere. おい、 Devo pensare. Devo pensare. Noi pensiamo in bagno. Mi manca pochissimo per migliorare la conoscenza. Vabbè. Allora, aspetta. Forse possiamo fare qualcosa. Aspetta. Possiamo studiare in camera. Sì, quello volevo fare. Morgana. Divano. Possiamo leggere un libro? Morgana, fatti cazzo. Dove Però dice possiamo che possiamo studiare? Forse possiamo uscire Forse fuori. giù. Aspetta. Ecco qua. Yes. E col brutto tempo si studia meglio. Studia. Sì. Ok, facciamo 2 compitini. Dai, sono anche 2 punti, dai. Diligenti. Siamo diligenti. Vai. Il giorno prima degli esami. Ok. さてと。 Allora, Ma possiamo fare pure un bel po' di punti per portarci ancora più avanti. sì, a noi l'importante comunque è fare gli esami al meglio. C'è un'assemblea. Dopodomani. Ok. 大変そうだな。 Allora, さて始めましょう allora, か il giorno degli esami. Il cappuccio col quadrifoglio per portare fortuna che c'hanno. Allora, quale storica figura ispirò l'espressione favorire il magistrato? Yoshitsune. Minamoto no Yoshitsune. E qui non possiamo controllare le risposte con la rete. Penso Quindi- siamo tutti d'accordo, no? Su questo. Allora, Cioè, questi sono gli esami, quindi ragazzi, facciamo gli esami al meglio. Non abbiamo salvato prima, quindi cerchiamo di impegnarci. Non voglio neanche mettere il telefono solo in caso di emergenza. Siamo tutti d'accordo che è Yoshitsune. Yoritomo no. No, Yoshitomo era la stessa foto no. di prima, Yoshitsune sì. E Minamoto no Yoshitsune. Mi sembra giusto. Che sono belline, là piccolo dal banco. Un saggio sembra tosto. Ok. Spiega la ragione per cui Minamoto no Yoshitsune Ok. è visto come un eroe. Allora, Ehm, e come si chiamava il fratello? L'ha detto, però io ho skippato. allora, seguendo una logica, se il fratello è Minamoto no Yoritomo, se il fratello vero, che il cognome non si può, in Giappone poi è sacra sta cosa, quindi se il fratello è Yoritomo, Voi che dite dalla chat? Vai, buttatevi tranquillamente. Tanto c'era anche prima. stiamo solo facendo un esame di stato, non vi preoccupate. ecco, Yoritomo. No, questo è un esame proprio con tutti i bulli del caso. Già, ma non ho studiato. Quello tu non hai studiato niente. signor quello Niente. rimandato, Rimandato a settembre, sotto la pioggia. Eh. Mi scusi. Yoritomo. Proviamo. Mi fido. Tu sei d'accordo? Io mi fido più di quello che dice che non ha studiato, però. Vada per Yoritomo. Vai. Esatto. Ok. Ok, quando dovettero affrontarsi? Ho giocato abbastanza a Basara. Ah beh, ci sta. Ok, chi ha vinto? Questa è tipo Francia e io. 1x2. Stiamo a fare schedine Alla stasera. giapponese hanno perso entrambi nell'onore della sfida reciproca. Sei ciccato addosso così, pesantemente. Vai Francesco. Vai, questo è il tuo momento per risplendere, Francesco, vai. Questo 100 e lode ce lo prendiamo con soddisfazione. Dai Francesco. Sei tu il nostro eroe oggi.
E invece Francesco dice ha vinto Yoritomo. Io per sicurezza, Non mi no, fidare. giusto per capire, questa parte del racconto tu l'hai studiata? Almeno questa, Questa quello- qui è studiata? No, che sennò uno dice stai presumendo che io non abbia studiato, quindi io nel dubbio chiedo. Magari ha evitato le altre pagine e questa l'ha letta? Quello se n'è andato dalla classe. È uscito direttamente dall'aula. Yoritomo. Yoritomo. Sì. Ok. Ah, si era suicidato. Ok. Probabilmente perché la gente tende a simpatizzare di meno con i potenti e di più con... Vabbè, i deboli a logica. Chi viene sconfitto è un debole. Qua poi, no, non così. Che sei debole. Rimandato direttamente No, quello si è ritirato. quello esce, entra dalla... Vabbè, bravo, bravo, bravo. Bravo, in questa classe a noi piace così. Non lo fate a scuola nella vita vera o nelle vostre università che secondo noi vi cacciano a calci in culo. I deboli, i vendicativi o gli astuti? La gente di solito tende a simpatizzare con i deboli, non con una persona vendicativa. C'è quello dietro che si sta disperando, non sa cosa scrivere. No, non li sta aspettando. Noi invece Sto siamo lì, già mentre pensiamo, già stiamo scrivendo. Sto scaricando 6 stagioni di Lupin. Se scrivo in ritardo è per quello. Non ti No, preoccupare. no, ma tu puoi anche cordialmente aprire la guida e ci dai le risposte se vuoi darci una mano, se le conosci direttamente pure ci fa piacere. Come preferisci. Probabile che succeda, ma tanto cambio io. Col cazzo che ti apro le guide. Mamma mia. Un mostro. Vai, ai deboli. Dai. I deboli? Sì. Sì, ma non dei deboli qualsiasi. Gli sfavoriti che si oppongono agli oppressori. È considerato un eroe e perché si ribellò al potente Yoritomo. Hai finito il tempo. Tempo scaduto. Professor, Penso che qui possiamo pisciare in testa a tutti, no? allora, quanti giorni durano gli esami? Ecco, Seconda no, cioè volevo dire il il maniaco. professore... Allora, quale Ah, funzione questo sì. cerebrale è responsabile del fenomeno illusorio in questa figura? Occlusione, giubilio, giubilo, allucinazione o cognizione? Ah, forse potrebbe essere occlusione. Come il fatto dell'occlusione ambientale, sembra pure il cono di un occhio. Io questo mi ricordo che era l'esempio che ti diceva le due linee in realtà sono lunghe uguali, Sì. però da un punto di vista di prospettiva ti può sembrare che la B sia più grande della A. Allora, io ho visto il gioco, direi cognizione. Sì, cognizione. Francesco, quello. Questa è... Questa poi è un'altra materia, Sì, questa no. l'hai studiata, magari quel giorno lui non è andato a lezione. Sinceramente, che tipo... Scienze, c'ha scritto scienze. Francesco infatti dice cognizione come te. Magari questa lezione qua. Dai quello. Dai, ma dice quello di cognizione che l'ha detto Francesco. Va bene, io rido un va bene lo stesso. Non sta con l'occhio sul banco di Francesco, quello sta là. No, era in bagno. No, vabbè, quello era Vabbè, un niente. Dai, Allora. cognizione. Credo tu abbia ragione. Ok. Quale delle seguenti mappe puoi colorare senza che aree adiacenti siano dello stesso colore? Mappa del mondo, mappa del Giappone, entrambe. Scusami, è una curiosità. Se io ho tanti colori, Mm. i colori hanno tante sfumature. Potrebbero essere tutti. Economia, risparmia sull'uso dei colori. Quali colori? Quanti ne abbiamo? Due, usa due colori. Ma Fai non due c'è scritto due, come faccio a saperlo? colori. Non lo so, sinceramente. Sarà forse solo quella del Giappone, magari, non lo so. È anche vero che dice aree adiacenti, contando pure le isolette del Giappone, tu lo puoi riusare un colore. Francesco dice entrambe, però. Io non lo so. Anche quello dice entrambe. Ok, vai.
Ci E l'hanno fidiamo. scritto allo stesso momento entrambi. Fidiamo. Aspettami, mi fido di tutti e due. Ricordatemi in quanto Bravi è ragazzi. diviso. Non mi ricordo, Francesco. Bravi Vabbè. ragazzi. E anche questa è andata. Al Io momento uso tanti colori e risolvi il problema. Ma anche che, questo è vero. ma che vogliono? Allora, nomina il libro che ha definito malfattore il principe fattore del progresso della razza umana. Compendio delle leggi, Digital Devil Story, citazione, Juliette, dizionario del diavolo. Non lo so. Non lo so proprio. Queste sono tutte lezioni che ci hanno spiegato i primi giorni mentre noi facevamo i cazzari e non cazzari. eravamo attenti. Nel momento degli esami dobbiamo vedere come ce ne dobbiamo uscire. Se avessimo studiato un pochino in più. Dizionario del diavolo. Francesco dice dizionario del diavolo, sì. Io non so nemmeno che cosa siano. Io aspetto la risposta di quello perché l'ultima che ha dato era anche vuota, quindi poi mi deve spiegare che con tutti gli altri argomenti non ha studiato niente, però la Vabbè. mappa del mondo e dei colori sa come si fa, però va bene. Ma metti caso Vabbè. che anche quello è un persona user e stava salvando il mondo? Anche questo è vero. Non so, niente. Non so. Allora andiamo a dizionario Vai. del diavolo. Credo tu abbia ragione. Bene, bene. Vabbè. Quale archetipo si riferisce a una donna misteriosa e seducente che spesso ha secondi fini? Ragazza ingenua, femme Era fatale, Femme Fatale. vecchia strega o colombina? No, era Femme Fatale. Femme fatale. Dai. Quando si tratta di gnagna, noi subito abbiamo dato la risposta. Da notare questo fatto, 5 secondi netti ci abbiamo messo. Vabbè, Francesco ha risposto instant, manco il tempo di vedere. Sì, aveva sì, già- inviato. via. Potentissimo. Finiti gli esami? Ah, mo c'è l'assemblea in teoria. Possiamo stare un po' tranquilli adesso? Signor Preside? 皆さんからの不安の声は私の耳にも届いています。早急に皆さんのメンタル面のケアが必要と Oh, 感じ è stato assunto un 担当の terapista. 先生に来ていただいた次第です。それでは先生、かっこよくない？はじめまして。声渋い。 Ragazzi, un po' di contegno, mo' è arrivato, fatelo almeno entrare nell'istituto per lo Siamo meno. palesemente noi dal futuro, comunque. Cazzo, è identico. よろしくどうぞ。 Il preside è sempre il direttore della sformato con Sempre, sempre. Non si dice. はカウンセリングです。堅苦しく構えなくて大丈夫だから。 Va bene, professore simpatico. お金の相談は困るかな。 Professore Maurizio. buttato leggermente a fare un giro. Comprate Lo sformato della Sformato Company. Va bene. Va bene. E potremmo passare a salutarlo, giusto per vedere magari. Effettivamente in Giappone la salute mentale degli studenti non è proprio messa in primo piano, dato quello che succede di solito. ツッコミどころ満載すぎじゃね本当にカウンセリングできんのリュウジ。 Eccolo qua. Salve. 坂本くんに高巻さんだよねそれに君 Non mi cogliete le cheat di Leone il cane fifone. No, non me la No, ricordavo questa, Francesco. Sai da quant'è che non lo vedo, Questa Francesco? non me la ricordavo. 聞かせてもらってたから転校早々大変だったね Papà, c'è il papà, ya, non si che cazzo. Ya. È un cazzo di clone dal futuro. Sì, 本当に sì. そう思うよ E fanno anche sì con la testa nello stesso Abbiamo modo. un padre, incredibile. ああそうだったさっき集会でも言ったけど君たちカウンセリングに興味あったりするかな別にねえっすけど Io dici, いや un attimo pure, じゃ capì? なくて思ったより直 Cioè fa che le sedute di terapia costano, lui te ne vuole offrire una gratis, fatela, poi, capì? È un Yukenito. だなでもそこそ
Andiamo subito. どう？ Allora, dimmi di più di queste merendine. Che se c'è merendina buona. バッチリ釣られないでよ。実は鴨志田先生のことで関係性の強い生徒は必ずカウンセリングするよう Ah, に almeno è onesto. 一応学校側からの気遣いなんだ気遣いね。けどいきなり見ず知らずの僕と話せって言われても困るのはわかるよ。こういうのを強制でやっても意味ないし、せっかくなら君たちにも何かメリットが。そうだ、カウンセリングに来てくれたら代わりにメンタルトレーニングを教えるよ。 Va benissimo. テスト前の集中 Va 力の上げ benissimo. 方とかデートの時に緊張しない方法 Vabbè, mica male. どうかな。どうかなって。 Allenamento mentale potrebbe aiutarci nelle nostre attività da ladri fantasma. Io sono in snack. いや、お菓子はもういいっつの。なあ、お前どうする？ Andiamo. まあ、受けねえなら受けねえで面倒なことになりそうだし。 Vabbè, che cosa ci vai a parlare? そうだね。本当かい？それじゃあ取引成立って感じかな。僕は保健室にいるから都合のいい時にでも来てよ。 Ok, quindi dobbiamo vedere di passare comunque in infermeria. ありがとう。カウンセリング受ける気になってくれて。取引 servizio consegne. 力にならないとね。 Vabbè. Ok, abbiamo stretto un patto con Maruki. E giustamente lei sa, sospetta, crede di sapere. ただの高校生にこれだけの大立ち回りができるとは思えない。 周囲の状況に惑わされず大胆不敵に活動できる心の強さが必要だもの。いるのよね、あなたの心の Ma 強 questa さ è proprio tirata così. Va bene, va bene. 答えなさい。 Dimmi Non ti, dove! non ti incazzare, calmati, calmati. Ah, faccio una piccola premessa, questo non lo sai manco tu. 何時？ Quando tuo fratello ha giocato a Persona, Mm. io di lui non ho visto un cazzo. Quindi io di questo PG qua non so niente del suo Ah, social link. ok, ok. Quindi su questo ragazzi sono blind come gli altri, che Francesco penso lo sappia. E tu pure lo sai. Quindi... Allora, lui è stato aggiunto alla versione Royale, Così poteva dire, ok. quindi no, noi Ok, le ok. differenze No, sostanziali no, le io- diciamo. よし、 E conviene dargli un'occhiata, mettiamola così. 引き止めちゃって。 L'infermiera so, それじゃ。 la vedo. Sì. Lui, non so, tuo no. fratello non ha mai avuto modo No, di no, no, vedere avrà- i suoi social link, quindi Ok. sono curioso. Salve, 静かに。 cosa è successo? Ok. Già da oggi. Oh, buonanotte, quello. Poi quello, buonanotte e bello. buon inizio di settimana. Esatto, Buenas buona noche giornata. anche a te. Ah, fino alla fine di novembre. Quindi questo qua dobbiamo portarlo al massimo Entro fine novembre. entro fine novembre. Qui lo dico, qui lo nego, per vedere il vero finale del gioco lui Va bisogna maxato, portarlo al massimo. Bisogna, Ah, quindi, ok, quindi serve questa cosa come qua, così ok. negli altri Persona c'era questa cosa di dover fare determinati step giustamente per ottenere il vero finale, e ricordiamo nel 4 che per una singola frase, per un singolo concetto, per una singola idea di fermarci nello scoprire la verità, siamo dovuti tornare al salvataggio precedente. Qui uno dei requisiti per il vero finale, uno dei requisiti sottolineo, è quello di portare il Francesco dice dottor non al Maruki massimo, comunque. non al massimo ma al più possibile, tanto il gioco poi ti fa Quando ce lo capire. facciamo. Sì. Comunque Francesco ci tiene a sottolineare. Ti faccio uno spoiler. Praticamente Maruki ha la mamma puttana e quindi andrà nel memento se fai cambiare il cuore. Purtroppo mi hanno ucciso dal padre abusivo poco dopo aver risvegliato il suo Allora, persona. Francesco, io non ci gioco da tanto a Persona 5 Royale, però non me la ricordo sta cosa della trama. Io però Grog l'ho già sentito da qualche parte. Grog. Allora, vediamo un po' se noi possiamo vedere le anteprime. No, possiamo già fatto. Attenzione. はい。 Siamo andati in automatico? Ah no, ok, stiamo vedendo la sua seduta. いらっしゃい。 Ecco, いらっしゃい。 Ecco, いらっしゃい。 Ecco, いらっしゃい。
Ti giuro, era nel press kit. No, come hai fatto tu ad avere un Infatti, press press kit di kit, Persona non 5 l'hai Royal? messo. Ma poi perché ce lo dici solo adesso dopo anni? Grog. Ma poi perché sei un Golbat? Cioè, Grog sì, ma Golbat no. Hai capito come funziona? じゃあ始めようか。 prego. はい Allora, qui si vede la differenza di alcuni elementi che sono stati poi comunque inseriti, perché se tu ci hai fatto caso nelle cutscene finora, anche con i comprimari, comunque c'erano i dialoghi doppiati, qui invece ci sono solo gli effettini Qua, sonori. sì. Ha detto Francesco, me lo ha regalato Fraus quando ha vinto il cabinato al Cosenza Comics. Ed era collegato a Persona, giusto? E gli ha regalato il press kit. E te l'ha regalato a te. Il press kit. Ok. Al Cosenza Comics. Vabbè, fortunato tu Francesco. Vabbè, vabbè. Potentissimo. Sì, come premio per il secondo posto. E il primo posto qual era, scusami? Cioè, che cosa ha avuto a questo punto? Se ha vinto Fraus a questo punto. Ah, il Ah. cabinato proprio direttamente, ok. Quindi si è portato. Lui invece ha avuto un press kit di Persona 5 Royal. Non mi trovo con i conti su alcune cose, però va bene, va bene. Il cabinato di che cos'era, Francesco? 気をつけて。 Quello con cui ha registrato Zero Comic, tra l'altro vorrei farvi notare. Non so, Ok, sinceramente. no, ho capito quale. Però, Ok. vabbè. E tu hai avuto il press kit. Ricordiamo sempre questo fattore. Allora, Cosenza Invaders era il gioco del press kit. Cioè, scusami, del cabinato. Sta scritto sopra. Dove l'avevi scritto Cosenza? L'avevi già scritto? aspetta, noi francesi abbiamo la casellina. Devi andare all'infermeria nell'edificio laboratori. Ti mando lo screen. Oh, c'è una signorina. お疲れ様です Sta cessa. Salve. No, Mm. esatto. Salve. No, siamo conoscenti. Arrivederci. Poi bella. それじゃ。 Dottore, siamo qui per lei. WhatsApp. L'hai mandato a me o a Enzo, Francesco? Ok, gli è piaciuta. Ma glielo puoi mandare a Enzo, che c'ha il telefono qua, io ce l'ho a caricare. Poi si incazza, ma non ce l'ho, mo, sta là. Allora, a dirla tutta, la scuola mi ha fatto un breve resoconto sulle circostanze del tuo trasferimento. Allora, lui vuole che diciamo la verità. Sì. Però qua la verità non è nessuna. La faccia della privacy che non lo doveva sapere nessuno E se non consulente psicologico, teoricamente è tenuto a sapere è le acqua cose. passata. Abbiamo altri obiettivi, altre cose. Perennemente infilato nel culo. Ma non è nel No. culo. Mandalo, ma perché poi non c'ho un manda pure a Is? Ma scusami. Vedi, ti mette da parte, vedi? È un amico pessimo. Comunque inviato. 例え Vai. ば。 Ok. Di solito quelle sofferenze bastano per spingere le persone verso l'oscurità, ma noi siamo i buoni, quindi mi sembra corretto. Ecco qua, questo ti è piaciuto? ごめんね。 Fatto quello sguardo verso l'alto come se avesse visto... Un qualcosa, diciamo. Sì, È un po' sospetto, forse. sì, 僕はね、 Sì. Ha ora è usato la metaforico, parola- ha usato la parola, Ha usato metafora. è un collegamento, sì. Lui è il re Fantazio, non ci credo. Se riuscirà a svilupparlo potrebbe aiutare molte persone. Lui sta lavorando a qualcosa. Mm. Lui
ti faccio vedere, ha detto Sì, sì, no, no, ho letto, il ho progetto letto. per studiare il cuore metaforico degli esseri umani. Cosa pensano, cosa Ah, provano. fantastico. Se riuscirò a svilupparlo, potrebbe aiutare molte persone. Bisogno di più dettagli. Professore, ci aiuti? ごめん Ok. Vabbè. Dolci e salatini vanno Anzi, questo bene. ci sta drogando con i dolci salatini. Perché proprio Come noi? mai? Mm. そうだな。 Certo. Che bonus ci dai? Sì. Allora, ci ha sbloccato disintossicante X. Se Joker è affetto da un'alterazione negativa può guarire immediatamente. Cosa cazzo dici? Cosa dici? Si deve prendere. No, no, l'abbiamo presa. Adesso l'abbiamo presa. L'abbiamo presa. Questa già ce l'abbiamo. Punto. A Punto. posto. È una possibilità, però punto. Quindi così abbiamo modo di recuperare quanto Benissimo. prima. さて、 Facci un attimo solo che finiamo qua e vediamo la E ci foto. fa aumentare gli SP massimi. Giustamente ci dà il dolcino. Vediamo sta foto. やれやれ Era Ok. veramente Cosenza Invaders. No, no, questo sì, per questo perché sapevo che stava Io dicendo non lo la sapevo, verità. Francesco. Grazie. Allora, facciamoci... Anzi no, visto che pure l'ora e questo è il momento ideale, salviamo qui e finiamo pure la live. Anche perché si attiverà il nuovo blocco di storia, va a finire se lo iniziamo adesso. Si fa troppo tardi. Allora, noi adesso stacchiamo e ci vediamo domani. Poi cerchiamo un attimo di capire domani quale sarà la programmazione. Quindi nel frattempo, buonanotte ai Franceschi, buonanotte a quelli, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Domani. Ciao belli.